Don Maurizio, il quartiere ma anche l'intera città si apprestano a vivere un momento di religiosità, di socialità, di stare insieme con la Madonna dell'Itria. E diventa un'opportunità così bella per manifestare il nostro amore alla Madonna, alla mamma di Gesù e anche alla mamma nostra. Saranno giornate belle dove assieme alla parrocchia rifletteremo su questa figura importante, ma nello stesso tempo andremo fuori, vivremo l'esperienza della Chiesa in uscita, così come ci ha ripetuto Papa Francesco di sua venerata memoria. Andremo nei quartieri proprio per coinvolgere le famiglie, per stare insieme, per dare un messaggio alle famiglie, facendo capire che oggi la famiglia ha bisogno di essere aiutata, sostenuta. E poi, ecco, dopo vivremo anche momenti liturgici in chiesa, dando la possibilità alle persone di essere ascoltate attraverso il sacramento della confessione, momenti in cui condivideremo delle meditazioni con i giovani, con ecco, i nostri parrocchiani, momenti in cui anche vivremo l'esperienza, anche la messa con gli ammalati, perché è giusto anche ricordarci di queste persone vulnerabili che vivono la fragilità, ma che li rendiamo partecipi anche loro. Nella presentazione del programma lei ha fatto cenno proprio alla figura della Madonna dell'Itria, con queste mani verso l'alto ad indicare. La Madonna è la Madonna dell'Itria o di Gitria, che proprio significa colei che ci indica la via. Credo che, lo dicevo poco fa nella conferenza che abbiamo fatto, Maria non ha nessun ideale se non quello di indicarci la via. Ecco, ogni tanto forse alzare lo sguardo e ricordarci delle cose più alte, delle cose sante ci può fare solo bene, e credo che l'esperienza che noi dobbiamo fare è proprio quella di vivere, essere cristiani con i piedi piantati a terra, ma con lo sguardo proteso verso il cielo. Qualche secondo per raccontarmi la sua breve esperienza qui a Favara. Proprio abbiamo chiuso da qualche giorno il grande momento del mese mariano. Da 8 mesi che sono qui e ho trovato veramente una città così bella. Mi spiego meglio, Favara ha una fede vivace, una fede forte, una fede anche mariana, è molto attaccata la città a Maria, e mi sto sentendo dire da tante persone che dopo tanti anni che non si faceva la processione, l'anno scorso c'è stata la prima edizione, quest'anno la seconda edizione, mi sento dire grazie Don Maurizio, grazie anche al comitato che mi state impegnando per far sì che si possa portare avanti questa realtà così bella, perché Maria, passando anche nei nostri quartieri, per le nostre strade, possa benedirci, ma soprattutto ci possa far sentire l'amore e l'abbraccio del Signore Gesù.